grazie di averci invitato, di aver invitato soprattutto me, perché lui è di qua, quindi non vale. Non sono mai venuto a Nulvi e devo dire che Pasquale mi invitava sempre, ma tutti i sardi sono convinti che il loro paese sia bellissimo. Naturalmente sottostimavo la bellezza di questo posto, che è incredibile. Naturalmente ve ne sarete accorti prima che arrivassi io, però è veramente un posto meraviglioso. Peraltro il sindaco me l'aveva promesso, dice, durante la campagna elettorale, ma pur non essendo lui candidato durante la campagna elettorale tutto quello che viene promesso non vale, e quindi non è che ci avessi creduto. Vi ringrazio perché Pasquale è un amico, è una di quelle persone che oltre a fare musica fa cultura con l'impegno di tutti i giorni, con la gente del suo paese, che non è mai facile, perché anzi noi sardi dobbiamo sempre dire che in paese non si può fare niente, nei propri paesi, invece lui ci prova e sono anche sicuro che ci riesce con grandi risultati. Devo anche dirvi però che io ho sentito più volte Pasquale insomma, nei locali di Sassari dire, per esempio davanti alla foga con cui i sassaresi dicono che i loro candelieri non hanno rivali, e anziché difendere i candelieri di Nulvi diceva sempre che in effetti i candelieri di Sassari sono migliori. Questo ve lo voglio dire, tenetene conto, è una brava persona, però anzi gli rideva certe pretese, sì, 3 secoli prima, certo, come no, infatti noi siamo la capitale, diceva a Nulvi, sì, vabbè, questo è per iniziare. Tutte bugie. Poi questa sera abbiamo 2 ospiti che sono venuti con noi, 2 amici che hanno accettato di affrontare questo viaggio. Tenete conto che sono entrambi sassaresi, quindi tendenzialmente dopo Florinas non erano mai arrivati. Pensavano che a Cargega ci fosse un burrone, me l'hanno confermato prima. Hanno fatto tutti e 2 il viaggio di scuola media a Barumini e basta, poi non erano mai usciti da Sassari, perché sono proprio sassaresi del centro. Però insomma stasera hanno deciso di venire. Uno dei 2 studia alla scuola Holden di Torino, si chiama Gabriele Ganau. Facciamo un applauso per lui. Vabbè, dopo leggerà il suo racconto. Io non ho idea di come sarà questo racconto, perché l'ha scritto stanotte senza dormire, quindi se gli vedete queste occhiaie è per quello. E l'ho invitato così perché al Festival dell'Argentiera stavamo giocando a biliardino e lui ha voluto giocare per forza con me. Io ho detto tanto sei una pippa, infatti era una pippa, però ha fatto tutto questo perché voleva chiedermi una volta di leggere un racconto, e quindi ho detto vabbè, adesso viene a Nulvi gratis. E l'altra persona è Elio Satta, a cui fare un applauso. Elio era uno studente del laboratorio di scrittura creativa che abbiamo fatto all'Università di Sassari tempo fa, dentro il corso di laurea in teorie tecniche della narrazione, laurea che lui ha conseguito a pieni voti, poi ha preso anche una laurea di secondo livello a pieni voti, infatti ha fatto a lungo il portapizze e adesso invece lavora in ospedale, ma non ho capito cosa fa. Ah, è quello che alza la sbarra dell'ospedale. Quindi se avete dei figli anche che vogliono studiare teorie tecniche della comunicazione, tenetene conto, è una laurea importante, prestigiosa, ci si diverte, poi si va ai reading, a meno che uno non voglia lavorare. Allora, stasera avremmo dovuto raccontarvi io faccio lo scrittore di professione, anche se magari vi è capitato di vedermi più facilmente da Geppi o dalla Parodi recentemente, perché ho fatto la zuppa gallurese. Ho fatto questa cosa tremenda. Peraltro so che a Nulvi sono abbastanza tranquillo perché non fate fate una zuppa, mi dicevano adesso che è simile, però col finocchietto, però con questo pane in fresa, che però è un pane che si è inventato da poco, poi lui dice sempre che non è buono, a Sassari, pane in fresa. E quindi insomma comunque sono andato dalla Parodi, però io di lavoro farei lo scrittore. Allora stasera l'idea era di presentare il libro che si chiama Metropolis, che è uscito da poco, lo vende anche Aldo Adige, però tenete conto che io prendo all'incirca 1,50 € a copia, quindi non me ne frega niente di presentare il libro. D'altronde non so se lo volete leggere, un giallo, poi sui gialli non c'è proprio niente da dire, perché poi qualunque cosa dici c'è la trama, insomma non valeva davvero la pena presentarlo, e quindi non lo presenteremo. Invece da poco sono stato invitato a Milano a un festival che si chiama La Milanesiana, che viene organizzato da Elisabetta Sgarbi tutti gli anni, un festival. Elisabetta Sgarbi è anche il capo della Bompiani e anche la sorella di Vittorio Sgarbi, ma insomma è un festival molto bello, nonostante tutto questo, che si svolge tutti gli anni a Milano, e quest'anno il tema era il segreto, e quindi ognuno degli autori doveva leggere qualcosa che riguardasse un segreto. Allora ovviamente io dovevo leggere un segreto, dovevo raccontare il segreto della Sardegna. Peraltro poco tempo, e naturalmente dovevo farlo con Paolo Fresu, perché la regola è questa: se ci sono 2 sardi a un festival devono stare sul palco assieme. Qualche giorno prima ero stato invitato anche a un festival che si svolge a Viterbo, che si chiama Caffeina,
Io dovendo presentare questo libro, era appena uscito, volevo parlare addirittura di giustizia, avevo detto ma mettetemi magari con la Buongiorno, mi era un po' montato la testa, facciamo un dibattito su letteratura e giustizia, e insomma hanno fatto finta di dire di sì. Poi dopo un po' mi ha chiamato il curatore e mi ha detto senti, abbiamo scoperto che Ilaria Porceddu vive a Viterbo, e ho detto chi è? È una che ha fatto X Factor, forse ha fatto anche Sanremo, una cantante. Ho detto ma scusa, cosa c'entra? Ma canta in sardo? Ho detto sì, ma io nel mio libro tutte le pagine dico che essere sardi è un po' un caso, è una cosa molto bella, siamo tutti molto orgogliosi, ma saremmo potuti anche essere orgogliosi di essere corsicani o francesi o ispaneschi, qualunque cosa ci avrebbe reso orgogliosi. Vabbè, però siete due sardi, allora abbiamo pensato che potreste parlare della sardità. E quindi siamo andati assieme a parlare della sardità, anche se non ci trova veramente niente. E d'altronde questo aveva avuto anche un precedente importante qualche anno prima, importante solo per me, perché mi hanno invitato a un carcere vicino a Torino, contemporanea alla Fiera del Libro di Torino, e hanno organizzato questo incontro nel carcere, io e Giovanni Maria Bellu, scrittore sardo, e poi il direttore mi aveva detto senti, perché in realtà c'è un carcerato che ha scritto un libro, è sardo anche lui, e quindi ci hanno messo me, Giovanni Maria Bellu e il carcerato. E abbiamo parlato della Sardegna anche in carcere. E allora io alla Milanesiana ho scritto una cosa per raccontare il segreto della Sardegna, e adesso vi vorrei leggere questo, che probabilmente non vi farà neanche ridere, perché alla Milanesiana erano tutti milanesi e qua siete tutti nulvesi, però insomma ci tenevamo io e Pasquale, e quindi leggeremo questo. Maestro, prego. Sono dei segreti che potete poi anche, come dire, girare a degli amici stranieri, forestieri. Segreto numero 1. Se da qualche parte in Sardegna qualcuno vi offre vino, olive, formaggio, dolci, pasta o salsiccia, non commettete l'errore di dire che quello che vi è stato offerto è buono. Buono alle orecchie di un sardo equivale a un insulto. Buono può essere il pane che comprate all'S Lunga, buono può essere il vino tavernello, buono vuol dire che non è veleno, soltanto questo. Il vino che vi ho offerto questo generoso pastore di Ovida, anche se sa di aceto ed è caldo, perché i pastori di Ovida sono dei vinificatori mediocri dalla notte dei tempi, e in più si rifiutano di prendere in considerazione anche solo l'ipotesi di una consulenza da parte di un enologo, non dico americano, non dico francese, non dico piemontese, ma anche soltanto del paese accanto a quello di Ovida, dove pure la cantina sociale commercializza un frizzantino che ha conquistato i mercati e vinto numerosi premi di enologia, ma il pastore di Ovida se ne frega, perché quelle sono cose da finocchi, traditori della tradizione, e invece lui il vino lo fa buonissimo da sempre, e chi pensa che sa di aceto ed è caldo parla così perché è finocchio e traditore della tradizione. Ma voi comunque ricordatevi, se il pastore di Ovida vi offre il suo vino, che il segreto è dire che quello è il vino più buono che abbiate mai assaggiato. E la regola vale per il pane, le olive, il formaggio, la pasta, le seadas e i mostaccioli. E se nel vostro cuoricino state pensando che i mostaccioli di Oristano sono un dolce assurdo, scuro, secco, insapore, tendente alla pietrificazione precoce, tenete il pensiero nel vostro cuoricino, fanculo ai babà, alle paste di Belém, ai cannoli alla ricotta, alla caprese, alla Sackertorten e alla crema catalana. Il dolce più buono del Mediterraneo, e dunque il più buono che abbiate mai assaggiato, è il mostacciolo di Oristano, dolce romboidale studiato per resistere alle intemperie ed essere portato dai pastori nei loro lunghi viaggi per le campagne inospitali senza subire le offese del tempo che passa, essendo il mostacciolo duro e secco già appena uscito dal forno, dolce, penitenziale e triste quanto nessun altro, eppure buono, non buono, se siete non sardi e ve lo offre un sardo, non buono, il dolce più buono che abbiate mai assaggiato. Segreto numero 2, un segreto davvero prezioso, credetemi. Se passate per Berchida, se vi presentano Paolo Fresu o il suo manager Vic o qualcuno della sua famiglia o qualcuno del paese, se per caso state per compiere gli anni o li sta per compiere vostro marito, vostro figlio o vostro padre, non ditelo a Fresu, né a qualcuno che lo possa riferire a Fresu, perché Paolo Fresu, questo è il punto, e mi dispiace doverlo dire davanti a lui, ma non è colpa mia, siamo due sardi alla Milanesiana, ovviamente ci esibiamo assieme, ma non è che per questo devo censurarmi ed evitare di mettervi a parte di questo segreto. Fresu ha un rapporto complesso con le ricorrenze, in particolare con i compleanni, cioè lui
tendenzialmente, essendo una persona timida, silenziosa, al limite della sociopatia, proprio essendo un uomo che soprattutto sta bene con se stesso e con la sua famiglia, essendo un introverso, un casalingo, anche uno che se gli dai una pizza surgelata e una Coca-Cola, Floris in TV è un puzzle da completare, lui è felice. Essendo un uomo che si stanca a stare in pubblico e interagire con gli altri, lui per esempio, quando stava per compiere 50 anni, aveva deciso di non festeggiarla, questa ricorrenza, di restare a casa il giorno del suo compleanno, comprare una torta gelato, al limite uno spumantino, al massimo invitare suo padre e sua suocera in campagna a Berchida per una serata tranquilla, tanto per fare un brindisi al tempo che passa, ma con discrezione tutta sarda, con quella sobrietà che ha reso celebre il nostro popolo, con quel fiero amore per i silenzi e l'avversione per le smancerie che ci rendono un popolo unico tra tutti i popoli unici del mondo. 50 anni aveva pensato dunque Fresu con l'avvicinarsi del suo compleanno. Minda futtu dei 50 anni, cazzarasa, coglionarasa, a morte sos compleannos. E poi però prima un amico che gli dice: oh Paole, ma davvero non vuoi festeggiare il compleanno, ma nemmeno un concertino? Poi un cugino alla lontana che gli ricorda che il tempo passa per tutti, oggi ci siamo, domani chissà. Poi un cognato che gli dice: e falla, una festiciola con gli amici. E poi un collega che gli propone di andare a suonare da lui la sera del compleanno, tanto per intrattenere i familiari. E poi il figlio che gli dice: oh babbo, dai che sei mingherlino che non ti reggi in piedi, e facciamolo una festa che non si sa mai, il tempo corre, maledetto su tempus. E poi non lo so se il figlio di Fresu parla in sardo, ma coerentemente con lo spirito fiero e libertario del nostro popolo non possono presumere che almeno l'imprecazione le pensi e dica in berghidese stretto, anche se vive ed è cresciuto a Bologna. Ma l'ha detto su tempus. E insomma, pensaci oggi, ripensaci domani. Alla fine Fresu i suoi 50 anni li ha festeggiati con un tour di 50 concerti in 50 paesi della Sardegna, con 50 formazioni musicali diverse per un totale di circa 120 artisti coinvolti provenienti da tutto il mondo. Tour poi raccolto in 5 CD più un DVD, non regalati ai parenti o conservati in unica copia nella biblioteca di famiglia, no, venduti in migliaia di copie in allegato a Repubblica e l'Espresso, poi una rubrica quotidiana su un giornale locale, una rubrica video sul sito del TG3, una serie infinita di magliette, felpe, bustine di tela e pacottiglia varia con il logo dei 50 anni, un libro fotografico pubblicato da Elisso e un libro diario pubblicato da Feltrinelli. Questo è quello che so io, ma può darsi che mi sia perso qualcosa. E dunque, se siete prossimi a un compleanno vostro, di un vostro caro, e vi capita di passare per Berchida e c'è il caso che possiate incontrare Fresu, shhh, silenzio. Pensate che quest'anno a Berchida si sono festeggiati 100 anni di fondazione della banda musicale Bernardo De Muro, banda nella quale Fresu ha esordito. E questa ricorrenza l'hanno tenuta segreta fino al giorno prima dell'inizio dei festeggiamenti. Cioè io sono stato messo a parte del segreto perché mi hanno chiesto di presentare il libro celebrativo dell'evento, ma me l'hanno detto in un bar di Olbia. Gli organizzatori, bar al quale sono stato condotto bendato su una macchina che non ho visto quando siamo partiti, che è stata poi cambiata 2 volte durante il tragitto, e l'incontro si è svolto in uno scantinato buio di Olbia. E quando finalmente mi hanno sbendato e mi hanno guardato in faccia il direttore e il presidente della banda del Muro, mi hanno chiesto: Sonica, ma te la senti di tenere questo segreto? Ho detto io, no, perché noi, se Fresu scopre questa cosa, siamo fottuti. Mi hanno detto 100 concerti, 100 paesi, 100 bande ospiti, 10 CD allegato alla Nuova Sardegna, libri, inserti, riviste. Che palle, mi hanno detto, che palle. No, questo è un segreto, mi hanno detto. Giura che lo rispetterai, mi hanno detto, sulla zuppa gallurese. Io ho giurato, sulla zuppa gallurese. E questa cosa della zuppa gallurese adesso mi porta dritto dritto al prossimo segreto.